proposito di scontenti del governo centrale, torna alla ribalta il tema dell'indipendenza del Veneto. Oggi infatti è stato presentato un nuovo movimento trasversale che si propone di lanciare un referendum sull'autonomia della nostra regione. E domenica 1° dicembre appuntamento ufficiale con una manifestazione a Bassano del Grappa. Un movimento trasversale per dare parola ai veneti perché abbiano il diritto di decidere sul futuro del loro territorio. Da Grisignano si rilancia la proposta per un referendum sull'indipendenza veneta. Oggi viviamo in uno Stato fortemente oligarchico, dove c'è un Parlamento di nominati, lontano dalla gente, dove praticamente non si sta riformando nulla. Noi abbiamo bisogno oggi di dare nuova linfa vitale, di dare voce al popolo, anche dando la possibilità di scegliere in che Stato poter vivere. A Bassano, domenica 1° dicembre, la prima uscita pubblica per il diritto di decidere. Ci sarà una manifestazione importante dove sono invitati tutti i veneti, domenica 1° dicembre, ore 14 a Bassano. Si riprendono quindi le istanze di una indipendenza, di un'identità veneta? Direi che sta partendo con energia, con forza, soprattutto con chiarezza sul progetto, un'azione perché siano consultati i veneti sul tema dell'indipendenza, che dicano cosa vogliono. Vogliono morire italiani nel fallimento italiano o vogliono un'indipendenza veneta? Noi diciamo con uno slogan: indipendenza veneta o morte italiana. Io credo che tutti vogliano vivere.